Candidata numero 2, Francesca Alaise. Alaise. Candidata numero 3, Silvia Vina. Silvia Vina. Candidata numero 4, Giusy Indovaia. Giusy Indovaia. Questo è il primo assaggio della cerimonia della preghiera giorni felici, ma adesso continuiamo con la sfilata delle ragazze e delle attività con gli abiti da sposa per i giorni felici con la piccola damigella Elisa.
Numero 5, Martina Palindo. Proseguiamo con la candidata numero 6, Cristina Tuttomario. Cristina Tuttomario. Numero 7, Paola Bologna. Paola Bologna. Candidata numero 8, Katia Tagliato. Candidata numero 1, Sara Cacciatore.
Ultima candidata a Miss Sposa 2015, Erika Rimini. Un applauso a tutte le 10 candidate. Dopo la selezione di ben 29 candidate, queste sono le 10 che per voi hanno sfilato questa sera, e voglio chiamare una ragazza più simpatica, rappresentante della PDR, Claudia. E qui abbiamo Claudia, rappresentante della DIR di Agrigento. Questo che abbiamo visto oggi è questo è un assaggio della collezione 2015. A quanti la desiderano possono venirvi a trovare in via Mera e allo stesso stand qui fuori. Vuoi aggiungere qualcosa? Voglio vedere qualcosa invece, giusto perché mi importa vita, non farmi domande. So che c'è un tanto lavoro di preparazione delle figlie, gestire le ragazze, scegliere l'abito alle ragazze. Con quale attitudine prepari le ragazze delle figlie e che emozioni provi con le figlie insieme a loro? Buonasera a tutti, in questa occasione siamo qui in questa meravigliosa fiera come ogni anno, che per me è sempre un onore, grazie a Massimo Lombardo e ad Eliana Carpanzolo che grazie a lei ha preparato tutte queste bellissime ragazze, non solo stasera ma anche tutte le altre sere. Per me e per comunque mia sorella e mia madre, dietro le quinte è sempre un'emozione, perché sappiamo che qui fuori ci sono tanta bella gente che cerca di vedere questi meravigliosi atti. Grazie mille Claudia, aspetta che non abbiamo perché se sono in sala voglio chiamare sul palco anche Antonella Laurani che ha curato le appoggiature, eccola lì, e anche Graziella Mazza per il trucco.
benvenuto. Condividendo una volta, già ho ripetuto ieri per farvi gli auguri. La mamma, il papà, la figlia, poi la figlia. Ok. Ho approfittato già ieri per farvi i complimenti per il lavoro svolto con le ragazze. Ricordo che per quanti lo desiderano possono venire a visitare i nostri saloni di bellezza. Per quanto riguarda la parruccheria e a Porto Empedocle, mentre il trucco a Palma al Montechiaro. Volete aggiungere qualcosa voi? Sì, sicuramente è stata una bellissima serata, le ragazze sono meravigliose, noi abbiamo solo rifinito quello che già loro avevano. E appunto l'acconciatura ovviamente serve per modellare le ragazze e renderle sempre più belle. Grazie mille. Io concordo con quello che ha detto lei, sicuramente sono bellissime ragazze, sto un po' di ma sono belle da sé. Bene, grazie mille, grazie ancora per il lavoro svolto. Anche loro, se volete, fuori sono disposti per qualsiasi informazione. E allora, cosa succede adesso? Adesso davanti alla giuria di dedicare la serata alle 10, 5 finaliste. Chiamo qui sentare Eliana Trapanzano. Buonasera, io ci tenevo la tua presenza qui sul palco perché innanzitutto voglio dire a quanti sono qui presenti, avevano già anche ieri sera, se tutto questo è possibile, è vero, Massimo Lombardo ha organizzato tutto quanto, ma il concorso di bellezza è particolarmente curato da te, per cui questo spettacolo è stato possibile e grazie al tuo operato. Grazie mille Eliana. E poi voglio specificare che questa sera, adesso ne passeranno 5, esatto. Dopodiché per le 5 verranno date le fasce qui, questa seconda e più la classificata. La prima classificata verrà dato un denaro più una collazione da Roberta Giovanni, che sta parlando di questo momento non ci seconda classificata per il denaro più un percorso di benessere sempre un centro benessere di Roberta, e poi abbiamo al terzo posto sempre per il denaro più gli occhiali messi a disposizione dall'ottica il bello della diretta, no? Quante classificate, tutte classificate riceveranno un premio messo a disposizione dallo stand di Rocher ed in particolare dalla responsabile Anna Ricoglione. Inoltre, quest'anno abbiamo anche la fascia Miss Sorriso e Miss Simpatia, esatto, che abbiamo allargato anche la possibilità di voto. Abbiamo avuto un tantissimo interesse, tant'è che non so quanto like siamo arrivati ad oggi, cioè questa sera. Sì, la votazione si è chiusa alle 18 di oggi. Non lo diciamo adesso. E noi lo diciamo adesso. La prima classificata, cioè la ragazza che ha ricevuto più like, riceverà la fascia di Miss Sorriso, mentre la ragazza che ha ricevuto meno like, quindi la seconda classificata, riceverà la fascia di Miss Simpatia. Io vorrei dire una cosa. La premiazione dove sarà effettuata, quando i giudici appunto daranno il verdetto delle 5 finaliste, inviterei tutta la platea, tutto il pubblico qui presente lì al centro a Padio alla hall dell'hotel di Oscoli, dove aspetteremo le nostre 5 finaliste che scenderanno appunto dalle scale. Dopodiché al termine della votazione vi aspetterà il taglio della torta nuziale con il finale. La giuria mi dà il verdetto e posso far salire le ragazze? No, abbiamo un momento musicale. Ah, perfetto. Prima di chiamare la cantante, voglio fare giusto 2 ringraziamenti, 2 o 3 ringraziamenti.
Innanzitutto ringraziamo l'Hotel di Oscuri che ci ha dato la possibilità di svolgere questa manifestazione questa sera all'interno di questa struttura meravigliosa. Un applauso all'Hotel di Oscuri e a tutto lo staff. Ringraziamo in particolare che nel progetto ricordiamo Massimo Lombardo e Eliana Grapazzano. E poi ringraziamo il service e il fotografista al governo provenzano Alessandro Conte e Vincenzo Di Caro. E vorrei ringraziare per ultimo, non per ultimo, qui abbiamo la diretta web, grazie allo spazio espositivo che trovate qui uscendo dalla sala, Disposi Sicilia. Un applauso. Grazie a loro e grazie a tutti gli israelisti e a tutti i visitatori che qui presenti che ci hanno tenuto compagnia anche nelle sere precedenti. E allora Chiamiamo Antonella. Benvenuta Antonella. No, lo so, io vi saluto, a dopo, grazie e buona serata. Antonella, grazie Antonella. Volevo ricordare che anche tu ti occupi di eventi musicali. Esatto, sia per la chiesa che per il locale. E se andate all'ingresso ci sono i bigliettini da visita, io e il chitarrista che oggi è sempre sta male,
ci chiamiamo confusa e felice, un uomo che non si dimentica di sicuro. Io sono tutto perché confusa, però lui si chiama felice e quindi e quindi ci trovate l'ingresso. Bene, grazie mille Antonella, grazie, ci vediamo presto. Giulia, ci siamo? Stanno ancora facendo i piccoli? Ora, nel frattempo, voglio ricordare che a tutti i visitatori che più tardi, sempre sull'atrio centrale, ci sarà l'estrazione. Estrazione per quanti hanno completato il foglietto con il video video avranno la possibilità di vincere un orologio alla donna, mentre per i visitatori c'è di un viaggio in Europa offerto da Partitour, la meta a scelta dei vincitori. Giulia, ancora qualche minuto. Allora, facciamo una cosa, richiamiamo Antonella qui sul palco. Antonella, confusa no, ma di certo no. Mi sento felice. Allora, che ne dici se nel frattempo ci regali la possibilità di ascoltare un altro brano? Bene, cosa ci canti? Bene, se il service è pronto? Ok. Antonella. For the second chance, that I will make it okay. To slow the sun is on, to feel my good. And it's on the end of the day. It's an exception. All the fruits. So maybe I'll find some peace tonight. In the arms of an angel, you are some comfort in you. So tired of this time, you never wait time. It's practice and please at your back. You soon comes on to twist when you fall beneath the lights that you made that tonight. Just keep your voice quiet. It's easy
Some comfort. Grazie mille, grazie ancora. Grazie ancora Bella, grazie. Allora, ci siamo nel momento più difficile della serata. Accogliamo con un forte applauso le 10 candidate. Candidate al concorso Miss Sposa 2015. Insieme a loro abbiamo Eliana Coronziano per l'intervento. E questa settimana? Sì, no, che ancora nulla. Sì, lo so, ma sono stato nel rimproverato quando stavo per fuggire. Perché vogliamo avere emozioni sul momento. La diretta, come dicevi La diretta, sì. Allora, io mi permetto di dire grazie a una 10 volte, grazie a tutte, brave 10 volte tutte, veramente. Però siete partiti che eravate in 29, anzi, già siete in 10, quindi è un gran successo, brave, un applauso. Complimenti a tutti. Sì. Ricordo che la platea, nel momento in cui 5 ragazze appunto sono state chiamate, potete accumularvi anche della centrale e si voterà per la mansione. Posso aprire? Posso leggere? Sì, forza. Rullo di tamburi e chiamo l'ordine molto casuale, cioè non è chiamo la prima o così via, Passa la numero 2, potete l'appice! L'applauso per Francesca! Grazie mille Francesca! Posso continuare? Vai! La numero 4 ci si Applicati! Sì. Ora voglio il Avvicinatevi! Continuo con la numero 8, adesso sono sicuro di voi. No, devo la responsabilità. L'ultima è la numero 9, A dopo.
le ragazze non hanno perso assolutamente. Questo era un gioco, dobbiamo restarci male, ma è soltanto il punto di inizio. Mi raccomando, non vi arrendete, come vi ricordavano i giorni scorsi i giudici. Non è detto che questa è una partenza, che può essere solamente l'inizio, appunto. Quindi forza ragazze, coraggio e continuate. Angelo di cosa? Silvia Vito, più forte, voce su, Martina Paloni. Applausi! Ultima! Brave tutte ancora! Grazie, ci aspettiamo nel lato centrale, a dopo! Siamo in diretta, salutiamo la diretta e a tutti coloro che stanno seguendo in diretta. Attenzione!